Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Oggi andiamo ad unboxare i due gift bundle e chiudiamo così l'espansione di Spider-Man. Ne avevo presi ancora tempo fa, quindi ormai è arrivato tutto. Siamo tranquilli, queste sono le carte trovate più belle. Purtroppo questa è la Soulstone trovata proprio nell'unico bundle non aperto in diretta. Guarda, mi girano i coglioni. Adesso mi devono arrivare anche altre carte, me ne verranno penso per il mese prossimo, così vado a chiudere tutte le carte che volevo. Però vabbè, queste sono tutte le carte invece che poi andrò a sistemare per colore già divise, poi le divido in base all'album e dopo ci sarà ovviamente la presentazione della collezione Kumendiana. Ma adesso andiamo ad unboxare i due gift bundle. Abbiamo ancora due chance di trovare Thanos, ma vabbè, insomma, la Soulstone di Thanos è abbastanza impossibile. Raga, andiamo ad unboxare il primo gift bundle. Stando attenti ovviamente a non distruggere tutto. Anche perché sono proprio fatti benissimo i due bundle, a livello estetico. Sono proprio da tenere in esposizione, secondo me. Ah, che bravo. Questo l'ho anche spacchettato bene. Bravo culo. Ora vediamo cosa abbiamo all'interno. No, vabbè. Speriamo sia di buon auspicio. Un po' piegata, però cazzo, vabbè. Potevano anche evitare. Guardate la magia. È molto bello, Sono cose, sono chicche sono. Aspetta, siamo un po' troppo vicini forse, vabbè, ormai questa è la posizione, questa me la devo tenere. Anzi, facciamo una cosa. Eccoci qua ragazzi, così siamo messi bene, ne faccio vedere solo uno, tanto sono uguali. Arancione così però è una figata di un'atrocità immensa. Molto atroce, molto atroce. Fantastic, fantastic. Ok, qua abbiamo le carte, se le mettiamo anche insieme, che così. Poi abbiamo un collector, speriamo bene. Qua abbiamo questo, la foglia con le terre, apriamo dopo e basta. Possiamo anche tenerlo così. Questi io me li uso per mettere i dadi o le altre cosine. Eccoci qua. Molto good. Adesso apriamo anche il secondo e mettiamo tutti i pacchetti insieme. Oh, questo per fortuna però c'ha il foglietto perfetto, meno male, meno male. Ragazzi, ma questo è diverso però, ha due collector booster. Forse c'erano due bundle. Ma scusate. Attenzione ragazzi, una ce ne deve essere. Errore raga. Non ho parole. Qua troviamo le bombe. Qua troviamo le bombe ragazzi. Sono, cioè su entrata, non sparo cazzate io. One, sì. Uno questo. E uno, cioè, vabbè. Sono curioso di capire sinceramente perché la situazione può essere interessante. Qua abbiamo i due dadi e godo. Eccoli qua, i dadini. E vai. Boh. Perfetto. Questi poi me li chiudo entrambi. Questo però molto good, molto good. Metto dentro, quello piegato. Adesso cominciamo con un unboxing abbastanza incredibile, secondo me. Vai raga, iniziamo con lo sbustamento. Cominciamo dalle terre che ne abbiamo in quantità infinita. Eccole qua, le solite terre, belle come il sole di notte. Ok, e qua abbiamo le terre. Dopo certo devo fare un lavoro per sistemare tutto. Un attimo solo. Boh, andiamo. Poi ci deve essere quella promo, diciamo. Non lo so, vediamo. Boom boom. Bella. Molto molto bella. Ah, con le terre foil.
con le terre foil. Molto bene, carina questa. Molto molto bella. Vediamo un'altra. Scusate, intanto mi dimentico che sto unboxando. Olè! Ah, uguale, quindi forse sono proprio uguali. Bene, e qua ci siamo. Buon raga, iniziamo con i pacchetti tra virgolette normali. Andiamo. Insomma, conosciamo a memoria. Ok, insomma niente di rilevante. Andiamo avanti, secondo pacchetto. Ok, e andiamo pianino. Ok, qua praticamente le ho tutte, quindi non ne mancano tantissime, madame. Spider mobile, Spider Sense, Daily Bugo, e ok. Diciamo che questo è un aperitivino perché quello che vogliamo sono le tre collector, devono essere due, ma sinceramente non lo so come mai questa cosina. Ok, pianino, vai. E ciao. Magari un'altra gemmina normale. Grande zia May. No, ma sono un pirla però, Mary Jane Watson, che te la godi sempre. Ho già acquistato le versioni, quelle che non posso trovare teoricamente, e vai. Andiamo avanti, l'aperitivino continuo. L'aperitivino, vabbè, questo ormai ce l'ho in 307 copie. Diciamo che sto completando proprio il set completo di Spider-Man, però ci sta. A me comunque piace perché è vero che il power level non è fortissimo, però carte che valore ce ne sono pochissime, a parte la bella gemma, però fanculo. Amo troppo gli ok, attenzione. Ok. E va bene, dai. Ci accontentiamo. Diciamo che, ripeto, queste ormai le abbiamo viste tutte, quindi è normale avere un'enfasi più bassa perché, ripeto, abbiamo spacchettato di tutto di questo set. E dove non ho registrato, ovviamente ho trovato la stone. Eccola qua, chiaramente, perché noi siamo fighi. Mentre non riesco a fare come i pro. Beh, questa è carinissima. Niente. Un buon Kraven. E lo wrestler. E basta, e ciao. Andiamo avanti, non vedo l'ora di trovare, di aprire le collectors. Andiamo come professionisti, come i super professionisti. Ho pensato forse sul box più scrauso ho trovato la Stone, incredibile. La gente non ne ho già il terzo. Bella, molto carina. E la terra. Altro pacchetto, forza. Ma qualche carta fumetto proprio ci fa schifo.
sono le più belle, secondo me. E qua abbiamo tutto, ovviamente. Bella questa foil e la terra. Andiamo avanti. Aspetta, un'altra gemmina, non la buttiamo via, eh? Ok. E niente, pacco abbastanza Dugaz. Vai raga, continuiamo. Il Erpiccioli. Olè. Niente. Niente. Niente di meraviglioso. One cazzo. Spacchettiamo, spacchettiamo. Ma forse comunque in registrazione trovo pochissimo rispetto alla in non registrazione. È incredibile. Sarà anche normale. Bello. Molto bello. Allora, uno. Qua mi sento un mini bombone. Dai, una carta faiga. Electro, va bene. Il taxi driver. Aiuto. Allora. Vai. Adesso deve uscire anche quello delle tartarughe ninja. Là però vediamo, insomma, sono stra-appassionato perché da piccolo proprio ero un fanboy. E... buono, molto bella. E ciao. No, ripeto, sono un grande appassionato di tartarughe ninja, però vediamo, perché veramente stanno uscendo troppe espansioni, questo è il vero problema. Questi universi qua sono anche belli, ci stanno, io ne amo quasi tutti, quindi voglio dire, cioè, sono stracontento, però un po' meno raga, perché qua le finanze sono quelle che sono e le dura, le molto dura. È bello che posso spacchettare per quello che voglio, difficilmente lo trovo, anche se vabbè, non posso lamentarmi, dai. Comunque ho trovato quasi tutto. Allora, e dobbiamo solamente aspettare le carte che ho comprato. Per fortuna ho speso pochissimo, tutte sono poco costose quelle che mi piacciono e mi sono evitato soprattutto la gemma, che è quella più costosa. Pacchetti un po' così però, c'è poco da fare. Quando registro le dura. Ho trovato belle robine, magari nel video, quello anche il video pre-matrimonio. Finora però niente di esaltante. Ma ci sta probabilmente anche perché, ripeto, ho tutte le versioni in 56 copie, quindi ci sta che abbiamo quasi finito queste e poi ci spariamo le 3 collector. Che dovevano essere 2, ma forse si sono sbagliati, chissà, magari trovo la super card, speriamo.
Dai che andiamo, dai che andiamo. Nessuna carta fumettosa però. A me questa ce l'ho in 50, 2000 copie. Per carità, tutto meraviglioso, eh. È che purtroppo ce ne sono poche, nel senso è un set piccolino, quindi si gira e rigira, quelle sono. Fa neanche una carta fumetto, mi gira i maroni. Ultime 3. Dammi una soddisfazione anche in rec. Vogliamo una soddisfazione. Ho scoperto Electro, così dai, non è male. Ce lo godiamo. Però, ovviamente, non è quello che vogliamo. Vai. La parte più bella, ma anche più lunga, è quella di catalogare tutto. E dopo andiamo con l'arrivo delle carte, quelle che ho ordinato, con il collezione quotidiana di Magic, che è molto ampia ormai. Olè, One Cats, niente da fare, ragazzi. Veramente i 2 box gift, niente di esaltante. Ma a questo punto meglio, perché speriamo nei bomboni, nelle collector, perché è là fondamentalmente che mi interessa. Questo, ripeto, è l'aperitivino. Ultima di quelle normali. Ecco una gemma foil, la butti via, no? Dai, regalaci il bombone, figliole. E il bombone mi dava. Bella. Buona, questa è buona e mi manca buono. Dai, chiudiamo bene. Questa non ce l'ho. E volevo ordinarla, non è neanche ordinata. Molto bene. Molto bene. Qua magari cambiamo con... Beh, togliamo questa. Anzi no. Togliamo questo. Vediamo questo. Questa la teniamo qua. Ok. Buono raga. E adesso andiamo con le carte da collezione. Vaffancuore. Tanto metto via, diciamo, normali, tra virgolette. Vai raga. E adesso concentrazione massimale. Dovevano essere 2, sono 3. Uno dentro così. E chissà se magari è un segno. Aspetta che qua ci mettiamo 30 anni. E andiamo piano pianino. Vai. Vogliamo il The Dream. Dai, su 3. Un po' di tensione, Beppe. Vogliamo la ciccia. Beh, questa però non credo... Non mi sembra... È foil, però non ha robe particolari, non mi sembra. Però bella. The Spot. Bella anche questa. Va bene. Ce l'ho già, ma porca puttana, ne ho una e una doppia. Vaffancuore. Vai, dai. Cioè, trovare la doppia di quelle carte là fumetto, e ne hanno pochissime, in gira quel cazzo, detta proprio simpaticamente.
Queste sono belle, però eccoci qua. Dai fiei, tentiamo il miracolo. Oh, 1, 2, 3, 4. Ah, che bella. Web Warriors, bella però. Un'isoletta. Ok. E ancora questo, che balle. Attenzione. Anche questa ce l'ho già, incredibile, incredibile. E Spider-Man 99. Molto bella, però non mi sembra con trattamenti speciali. Questo figo. No, non è male, però cioè trovare la Soul Stone proprio nell'unica cosa che non ho registrato, sono sincero, mi fa girare le balle. A me non la devo comprare, guarda, l'unica consolazione è quella, però che pazzo, che rottura di maroni. Ecco, the final possibility. Per qualcosa di meraviglioso. Adesso dovrò cominciare con le fighe tra poco. Dopo questa. Oh, olè. Niente di eccezionale. Non tra quelle che volevo. Anche questa niente di speciale. Molto bella, ma non è quello che volevo. E chiudiamo con questa. Vabbè raga, dai, non è andata malissimo nel complesso contando tutto, però mi dispiace non aver trovato il bombone in diretta e in esclusiva. Ragazzi, andiamo a chiudere lo spacchettamento selvaggio fatto in questo mese di Spider-Man con la chicca della Soul Stone, che però purtroppo non ho sbustata in diretta. Raga, alla prossima con Magic. Ciao!